Ma guardi, e questo lo dovremmo chiedere al governo, visto e considerato che ha nominato un commissario di governo. Noi risollecitiamo il governo rispetto al fatto che volevamo una valutazione alternativa, oggi la mettiamo anche nero su bianco. E poi sarà il governo ad attivare RFI e Italfer, fare un nuovo progetto e ovviamente dare risposte al territorio. Noi dal governo non vorremmo solo il progetto, vorremmo anche le risorse che oggi non ci sono. Friuli è il punto d'arrivo per i veneti, nel senso che la TAV arriva dalla Lombardia, attraverso il Veneto e va in Friuli. È un progetto organico che riguarda un po' tutte le regioni, noi abbiamo perso tempi d'oro in passato, cerchiamo di recuperarli, è un recupero che noi stiamo facendo velocemente, ma anche la volontà di dire che non ci sono risorse e io spero che in assenza di risorse quantomeno si abbia il buon gusto di valutare fino in fondo la proposta degli industriali che a me sembra ragionevole e che introduce un principio che è quello del progetto di finanza. Nella Lega le situazioni che si aprono anche rispetto alla situazione politica, tipo Tosi che si muove? Ma guardi, Tosi si candida a Premier e poi si capirà se la sua candidatura servirà per una corsa in solitaria della Lega e quindi una premiership tutta leghista o comunitaria del centrodestra dove lui si presenterà alle primarie del centrodestra. Detto questo, la Lega continua ad avere una sua ragione di esistere perché difende gli interessi della nostra gente. Non credo poi che la tiratura nazionale di un eventuale partito leghista possa rappresentare l'istanza della nostra gente. Far collimare i nostri interessi con quelli più spendaccioni di qualche realtà del sud non ce la vedo proprio. In media c'è la tragedia del Vajont 50 anni dopo. Resta importante il messaggio che lei ha lanciato il 15 settembre, basta grandi opere, ma invece i soldi finalizziamoli alla messa in sicurezza, no? Sì, vorrei anche spiegare che per siccome un cittadino mi ha detto ma si predica bene e si razzola male. Per me le grandi opere, ci sono delle opere che noi porteremo a termine che sono la Pedemontana Veneta, le opere programmate. Invece quel monito va verso una direzione che nella nuova programmazione nazionale, ieri non se ne è sentito parlare, la vera sfida non è più fare nastri d'asfalto, ma è quella di mettere sotto tutela il nostro territorio da un punto di vista idrogeologico. Questa è la vera sfida. Vajont apre questo scenario, ho partecipato alle commemorazioni, sarò presente lunedì e anche mercoledì nella commemorazione ufficiale che è quella di mercoledì, quella alla quale tutti noi abbiamo lavorato nel ricordo delle vittime, nel ricordo della tragedia, per non dimenticare e per non fare gli stessi errori nel futuro. Vajont merita un Presidente del Consiglio presente, un Presidente della Repubblica presente e merita il ricordo, che non è solo a Marcordo celebrazione, ma è anche oggi mettere i puntini sulle i rispetto a quello che è il dissesto idrogeologico e le grandi catastrofi create dalla natura. E direi che io mi aspetto che ci siano questi rappresentanti. Superata la crisi, li avete invitati ufficialmente? C'è un comitato organizzatore che ha invitato tutti ufficialmente, non esiste crisi di fronte a una tragedia come questa.